Quanto è importante che le diverse confessioni si ritrovino per parlare, per studiare l'ebraismo? È fondamentale perché l'ebraismo costituisce la base su cui si fonda la fede cristiana. Senza un rapporto diretto con la tradizione ebraica risulta difficile anche comprendere quelle che sono le caratteristiche fondamentali del cristianesimo e anche delle diverse confessioni cristiane. Molto spesso si fanno attività sul dialogo ebraico-cristiano fra cattolici e ebrei, fra protestanti e ebrei, ma assieme diverse confessioni cristiane a discutere di ebraismo è più difficile. Per questo l'importanza dell'incontro di oggi mi sembra di buon auspicio, perché dà la possibilità di aprire un fronte di dialogo che fa dell'ecumenismo una ricerca anche delle radici. Nella società di oggi ci sono tanti focolai di antisemitismo, la preoccupa questo e questi incontri possono essere un messaggio di speranza per poter provare a cambiare qualcosa? I focolai di antisemitismo sono particolarmente pericolosi in quanto negli ultimi 70 anni, soprattutto dopo la chiusura dei cancelli di Auschwitz, pensavamo che non fosse più possibile avere rigurgiti di antisemitismo. In realtà la storia, soprattutto degli ultimi decenni, ci fa comprendere come il tema dell'antisemitismo sia ancora centrale nella storia europea. Quale può essere un modo per arginare l'antisemitismo, a parte le azioni sociali da intraprendere? In primo luogo conoscere l'altro, conoscere l'ebraismo permette di entrare in profondità all'interno di quella che è la cultura ebraica, poi anche la fede e la religione ebraica, e sfatare i pregiudizi che da secoli, per non dire millenni, hanno un po' caratterizzato il rapporto con l'ebraismo.